buonasera. Io sono Claudio Sardo, da poco direttore dell'Unità, il senatore Zanda, che il presidente Pisanu. Ci sediamo. Io, prima di iniziare, naturalmente, essendo una platea di una festa del PD, permettetemi di fare un po' di propaganda per l'Unità. Leggetela, è un giornale che ha uno spazio originale nella stampa italiana, credo possa contribuire, sia pure in autonomia, facendo del buon giornalismo, alla costruzione di una cultura democratica e anche a dar voce alle forze che si propongono, diciamo, di collaborare alla ricostruzione del Paese, perché io credo, e così introduco anche la prima domanda che vorrei fare al presidente Pisanu, che il vero tema che noi ci troviamo di fronte è quello di riportare l'Italia in Serie A. Cioè, io credo che la vera alleanza sociale, prima ancora che, diciamo, parlare di formule politiche, sia avere contezza del pericolo che in questo momento l'Italia sta correndo e proporre, diciamo, un'alleanza tra le imprese, il lavoro, le famiglie, i corpi intermedi per far tornare a giocare l'Italia in Serie A, che vuol dire, diciamo, collaborare alla tenere unita l'Europa e promuovere il lavoro italiano, l'impresa italiana, perché io penso che il nostro dibattito pubblico in questo momento nasconda un po' la verità al Paese. Noi siamo dominati da una narrazione giudiziaria, da gossip, da questioni molto secondarie, e a differenza che in altri paesi è poco al centro, per la gravità che essa ha, la crisi italiana, cioè il fatto che questa speculazione che si abbatte sull'euro e che ha l'Italia come leva decisiva, perché è evidente che se la Grecia può anche fallire all'interno dell'euro, ma è evidente che un fallimento dell'Italia sarebbe la fine dell'euro, con tutte le conseguenze che noi possiamo immaginare. Pensate, il nostro debito denominato in euro e l'Italia fuori dall'euro, probabilmente avremo una prospettiva catastrofica, ma questo pericolo, non voglio fare dell'allarmismo, è purtroppo più vicino di quello che ci appare. Io credo che che facendo questa analisi e quindi, diciamo, cercando di ricostruire nella società un'alleanza tra chi vuole rilanciare il Paese, ecco, questo sia, al di là della grande passione politica che noi abbiamo, delle scelte che noi vogliamo fare, questo, diciamo, sia il tema di fondo. E questa è la questione che volevo porre al presidente Pisanu. Non vorrei essere sleale, visto che la platea del PD in qualche modo lui è un po' in trasferta, di farle parlare subito della difficoltà che sta attraversando il governo Berlusconi, però la mia sensazione, e forse anche posso dire una sensazione un po' diffusa sia all'interno che soprattutto all'esterno dell'Italia, è che sia proprio l'attuale governo, la formula politica, la leadership politica del Paese uno dei fattori di pericolo che oggi attraversa l'Italia. Questa è la mia analisi. Le volevo chiedere anche qual è la strada per rilanciare l'Italia, il Paese, ricostruire, affrontare questa sfida che ovviamente chiederà a tutti dei sacrifici, perché anche questa è un'altra verità che bisogna dire, cioè non è che il giorno dopo, eventualmente, a mio giudizio opportunamente, Berlusconi andrà via, spero presto, non è che il giorno dopo saranno risolti i nostri problemi, naturalmente avremo duri compiti da affrontare. Noi italiani siamo nel mezzo di una tempesta economico-finanziaria internazionale che colpisce l'intero Occidente, dall'Europa agli Stati Uniti, ma colpisce in Europa con particolare durezza, tra i grandi paesi, l'Italia.
La nostra maggior difficoltà è determinata dal fatto che la crisi economica si intreccia con la crisi politica generale, l'una alimenta l'altra e col trascorrere del tempo le cose si complicano. Allora il primo rimedio è rompere l'intreccio perverso tra le due crisi, chiamando all'opera tutte le migliori energie di cui il nostro Paese dispone. Prima di inoltrarmi nell'esame delle difficoltà, io voglio dire a voce alta la profonda convinzione che il nostro Paese ha in sé le energie morali e materiali per battere la crisi e riprendere rapidamente il posto che le spetta in Europa, il posto che si aveva conquistato ai tempi di De Gasperi, Schuman, Adenauer, Altero Spinelli. Le crisi come quella che noi stiamo soffrendo e che ha un precedente solo nella grande crisi del 1929 non lasciano mai le cose inalterate, cambiano in profondità l'economia e la società e poi di riflesso anche le istituzioni. Il nostro problema è: o subiamo passivamente i colpi della crisi oppure cerchiamo di dominare i fatti con l'intelligenza e guidarli verso il fine del bene comune. È chiaro che la scelta della politica non può che essere la seconda, altrimenti la politica fallisce se non domina i fatti, se non li guida. In questo senso la crisi può diventare una grande opportunità per fare quelle riforme che erano necessarie e che in passato non siamo riusciti a fare, oltre che per risolvere i problemi più urgenti, ripeto, della crisi economico-finanziaria. Però bisogna dire che in Italia non c'è mica soltanto questo, le cose sono anche peggio. Noi siamo un paese che ha dei problemi strutturali enormi. Siamo in un pauroso rallentamento demografico per il quale almeno nei prossimi 30 anni noi avremo bisogno di importare almeno 250.000 lavoratori all'anno solo per mantenere l'attuale livello di popolazione attiva. Il nostro futuro dipenderà dalla nostra capacità di richiamare e integrare ordinatamente nel nostro sistema economico e sociale lavoratori stranieri. Dovrebbe essere questo il nostro compito. Guardate cosa succede a Lampedusa. Secondo, abbiamo un degrado ambientale che colpisce tutte le regioni d'Italia, anche quelle meno popolate come la nostra isola. Basta qualche millimetro di pioggia in più, una ventata più intensa per mettere in crisi intere zone. Abbiamo un impoverimento implacabile dei ceti medi ed una crescita allarmante delle diseguaglianze sociali che sta sbriciolando la società italiana. Siamo l'unico paese al mondo che ha 3 grandi organizzazioni criminali con una forte proiezione internazionale e dove la corruzione è stimata dalla Corte dei Conti in 80 miliardi di euro all'anno. Siamo in un clima di decadenza etico-politica e del senso e dello spirito pubblico
che ci colloca ormai agli ultimi posti nelle graduatorie mondiali della trasparenza e delle libertà economiche. Ecco, in un paese come questo è chiaro che la crisi che incombe produce effetti devastanti e di fronte a problemi gravi come questo è impensabile che una maggioranza numerica, di qualunque colore essa sia, possa far fronte a simili incombenze. In una situazione come questa l'unica cosa da fare è raccogliere le migliori energie del Paese e metterle a lavorare per mettere in ordine i conti pubblici, ridurre finalmente il debito distribuendo equamente i pesi tra chi ha di più e chi ha meno e chi ha ancora di meno ed esentando chi non può. E terzo, dobbiamo riprendere ruolo e prestigio sulla scena internazionale. Io credo che ci siano ancora le condizioni per fare un simile governo. Occorre, per riuscirci, che prima dei cittadini, noi parlamentari, tutti i parlamentari, troviamo la capacità di anteporre finalmente gli interessi del Paese a calcoli anche legittimi di parte. Se ci muoviamo in quest'ottica ce la facciamo, altrimenti il nostro Paese sarà condannato ad andare verso una implacabile deriva in direzione delle coste disperate del Mediterraneo meridionale.